Un leone stilizzato che corre sul mare, il logo della zona logistica semplificata di Venezia e Rovigo, la finalmente tanto attesa ZLS capace di attrarre investimenti nelle zone di Porto Marghera e del Polesine. Un'opportunità che va comunicata, è stato attivato anche un sito, il decreto legge mille proroghe ha disposto la copertura per il 2025 del credito d'imposta ZLS con uno stanziamento di 80 milioni di euro contro i 2,2 miliardi per la ZES unica del Sud. L'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato ha convocato un tavolo tematico a cui hanno presenziato l'autorità di sistema portuale, le province di Venezia e Rovigo, i 20 comuni coinvolti, oltre alle categorie economiche, le parti sociali e i rappresentanti delle camere di commercio. Ma dobbiamo innanzitutto comunicarlo, dire al mondo che c'è questa grandissima opportunità qui in Veneto, nell'area veneziana e del Polesine. Ci sono risorse importantissime, agevolazioni, un accompagnamento della Regione per le imprese, delle aree dedicate, insomma un'opportunità straordinaria. D'altronde è giusto anche ricordarlo, questo è un momento storico per la Regione Veneto unico e irripetibile. Abbiamo approvato un piano energetico da 8,7 miliardi di euro di risorse, abbiamo approvato un disegno di legge che è diventato norma sull'attrazione di investimenti di 45,5 milioni di euro, tutti dedicati alle imprese, abbiamo 80 milioni di euro per la ZLS e abbiamo presentato qualche giorno fa un bando dedicato alle imprese, esclusivamente alle imprese, per la transizione energetica di 56 milioni di euro. Io credo che una concentrazione così alta di risorse non si sia mai vista in Regione Veneto. Non possiamo perdere questa occasione, quindi invito tutti, associazioni, gli enti locali, i sindaci, a mettere a terra queste risorse per dare uno slancio ulteriore alla nostra grande economia.